TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario La politica. L'organo di rappresentanza provinciale di CNA sottoscrive i 5 pilastri del Patto per lo sviluppo Veneto 2030 elaborato da CNA a livello regionale. Completamento delle infrastrutture e ricambio generazionale, le 2 priorità per la marca secondo l'associazione di categoria artigiana. Invito tutti i cittadini veneti e in particolare trevigiani a partecipare con responsabilità al voto. È un momento decisivo per il futuro delle nostre imprese e dei territori. Solo con una forte partecipazione potremo far valere le istanze della marca trevigiana e costruire insieme un Veneto più competitivo, solidale e sostenibile, dichiara Giampaolo Stocco, presidente CNA territoriale di Treviso. Passiamo alla cronaca. La provincia di Treviso, nell'ambito delle attività del centro di monitoraggio degli incidenti stradali, ha realizzato uno studio sui dati provvisori degli incidenti verificatisi nel territorio nei primi 10 mesi del 2025 e al contempo un confronto con i dati Istat 2024. L'andamento dell'incidentalità mortale nel 2025 mostra un significativo calo, meno 28% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. 46 gli incidenti mortali con 48 vittime al 31 ottobre 2024, mentre nello stesso periodo del 2025 sono 33 gli incidenti mortali e 33 le vittime. La forbice delle fasce di età più coinvolte nei sinistri mortali vede i due apici principalmente gli under 30, il 42% delle vittime, e gli over 60, il 36%. Un dato anomalo rispetto agli ultimi anni riguarda gli investimenti. Nei primi 10 mesi di quest'anno infatti sono state 7 le persone investite, ovvero il 21% dei casi di incidente mortale, in aumento rispetto al passato e prima dinamica di mortalità nei sinistri nel 2025. Voltiamo pagina. Da lunedì 17 novembre inizieranno i lavori di asfaltatura che rappresentano la fase conclusiva dell'intervento di rifacimento del ponte Ottavi a Treviso. Le attività riguarderanno i marciapiedi del primo tratto di via Pozzuolo del Friuli e il rialzo dell'attraversamento pedonale su via Ottavi in prossimità dell'intersezione con via Plinio il Vecchio. Per consentire la realizzazione dell'attraversamento rialzato in via Ottavi sarà previsto per una giornata un senso unico alternato regolato da movieri. Su via Pozzuolo del Friuli rimarrà invece in vigore il divieto di accesso da via Ottavi per tutta la durata del cantiere. Sulla stessa via Ottavi sarà istituito il limite di velocità di 30 km orari, così da garantire condizioni di circolazione più sicure durante i lavori. Sarà sempre garantita l'accessibilità ai frontisti e ai residenti, riducendo al minimo i disagi, si legge in una nota. Cambiamo argomento. Poste Italiane sostiene anche in provincia di Treviso la giornata nazionale della colletta alimentare in programma domani 15 novembre, mettendo a disposizione 2 mezzi aziendali a basse emissioni per il trasporto degli alimenti raccolti nei supermercati aderenti. Con questa iniziativa il gruppo conferma il forte impegno sociale in linea con i valori di sostenibilità, inclusione e vicinanza alle comunità che da sempre ne ispirano l'azione. I veicoli messi a disposizione da Poste Italiane provvederanno a distribuire i prodotti alimentari alle oltre 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare, mense per i poveri, case famiglia, comunità per i minori, centri d'ascolto, unità di strada, che sostengono circa 1.750.000 persone. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.